A Cagliari è il momento di consolidare le caverne per scongiurare i crolli. Sotterraneo nelle grotte di Piazza d'Armi e dopo i ripetuti crolli è tempo di consolidare quest'area cittadina. Per oltre mezzo secolo era riuscito a nascondersi agli occhi dei più. Piazza d'Armi, centro di Cagliari, a destra il colle di Buoncammino, a sinistra scendendo il traffico di Smirrionis. Dentro un lago sotterraneo, 1000 metri quadri di acqua cristallina, addirittura potabile, che hanno sempre affascinato studiosi e terrorizzato residenti. A causa del rischio crolli, la zona è da mesi vietata ai mezzi pesanti. Da almeno una settimana, però, il lago non esiste più. È scomparso nel nulla, ingoiato dalla terra. Lo hanno scoperto gli speleologi del gruppo Cavità Cagliaritane. Una settimana fa sono scesi sottoterra per un sopralluogo e si sono trovati dentro una grotta asciutta. L'acqua era in particolar modo clorata, quindi persa verosimilmente dalla rete idrica, in gran parte l'acqua che proveniva dalla cosiddetta rete idrica Colabrodo. Dove è finita tutta quest'acqua che c'era sotto Piazza d'Armi? Che fine ha fatto? Continuiamo a interrogarci su questo aspetto perché l'acqua potrebbe essere andata a finire in un bacino idrico adiacente. Per i residenti della zona di Piazza d'Armi è una buona notizia oppure no? Per i residenti sulle prime sembrerebbe una buona notizia, in quanto l'acqua non va più a scorrere, andare a minare il sottosuolo dei palazzi, delle strade sulle quali abitualmente passiamo in auto a piedi. Da un altro punto di vista, secondo noi, andrebbe adesso valorizzata la cavità sotterranea, in particolar modo consolidata.